Le cicale, 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 cicale. Signora, salve! Signora? Signora, che bello, canta sempre il sorriso, lei fa entrare, è la felicità in persona. La Ecco. cicala, guarda, la cicala è... che poi cicala, lui non cicala mica. Non ci cala mica. Non ho mai capito il testo di sta canzone, io comunque vabbè. No, la cicala è Sì. la cicala, mio figlio mi ha raccontato una poesia. Guarda, Sì. Qual è la poesia? cicala e la formica. Ah, come fa? Te la voglio ripetere. Sì. La cicala e la formica e ai chantetti le te. E qui si sarebbe? La zanzelle per ti morsò o de muscio o de permesò. Quando mi ha contato, mi sono messo a piangere. Ma la può tradurre? La cicala, la formica, che la cicala ha cantato, lui non manco suona, altro che cantare, no, non canta. Ma come sta traducendo? La cicala, se tu ti ricordi la poesia quella della cicala, Sì, la formica, sì. perché la formica è una lavoratrice. Vabbè, ma l'ha tradotto a modo suo vabbè. comunque. La lavoratrice come me, io sono aspetta, mi sta mettendo confondere. Io non ho detto niente, lei mi parla della cicala e della formica. La cicala Sì. è la formica che canta. Sì. Cosa sta dicendo? Ma per la piacere, ma... cicala, Ma come che fa? poi non cicale, Ma pulisce la banana con lo straccio, signora. no, questa è una frutta di plastica. Ah, è quella finta per bellezza quella. Sì, questa qua io la metto qua per coreografia perché mi sembra sempre il tavolo pieno, sempre rigoglioso. Rigoglioso, Sì, bello. rigoglioso, lui è meglio ringoglioso. No! Se la Signora! tavola c'ha la rigogliosa, Per piacere. non è- Ma io le posso chiedere, dov'è suo marito, signora? Che non l'ho visto in casa. Ma che ti devo dire? Cioè, sei a San Mignà, sì. Che vuol dire? Cioè, Si è si è fissato, sì. sì. Sai, perché noi ci sembra che è ancora giovane. Sì. E si è comprato un motore. La moto si è comprata? E ci si è accattato uno scooterone. Ma dov'è? Fuori? Sì, Aspetta, guardiamo un attimo fuori, guardiamo un attimo fuori. Ma come questa cosa che non mi accende? Ma come funziona questo? Sandina, io non lo so. Aspetta un minuto che ci metto il cavalletto. Io pensavo sciutaco cavalletto, ma come funziona questa cosa? Per accenderlo come si fa? Aspetta un minuto. Non è pedale, non lo trovo pedale. Cretino. Ci si è accattata una lambretta. Ma vuol fare il ragazzo moderno con la moto. No, guarda, la lambretta agli anni 60. Ha sempre il suo fascino, Io l'ho vero? voluta comprare questa moto perché questa moto praticamente essendo moderna io che devo fare con la lambretta e perlomeno mia appena tu avevo un rombo di motore che pare che è una rutta. Sì, ha avuto la sua fascino perché gli anni 60 c'era che lui si sedeva davanti e io col culo mi mettevo le cose di là. Con le gambe di fianco, Sì, bello, con le gambe di bello. fianco, era tutto romanticismo. Bellissimo. Sì, era romantico perché cioè non era come invece tutte le ragazze, tutte le cose a questi tempi moderni attraccano come se nulla fosse. No, Sì. invece no, c'era una Di nonchalance. fianco, con le gambe Sì, chiuse, con le gambe elegante. chiuse, c'era tutto l'arcicante. Bravo, invece ora hanno tutte le gambe. Sì, una nonchalance. Sì, nonchalance. Una nonchalance che uno si sedeva. Ho capito, ma ha dei problemi ed suo era marito più fuori? sexa. Sì, Era? c'era sex appeal. Sex appeal, C'era vabbè. più sex appeal. Ma come funziona? Cara, io la metto a cavalletto e così mi tranquillizzo, aspetta come attaccare. E come funziona? Io ci metto il cavalletto e mi sa stuta. Ci levo il cavalletto alla domani che mi sta cadendo, aspetta un minuto, vediamo se riaccende di nuovo. Mica, ma è elettronico questa cosa, mica, ma funziona che è una bellezza. Però io lo devo mettere a cavalletto, aspetta un minuto. E sesto. Ma non lo so come funziona questa tecnologia Non lo sai, non la moderna. so operare, guarda. E vabbè, l'ha Non- comprata adesso la moto, scusi. Ma non ci accende, ci vuole è tutta automatica la macchina. È una Ma poi ha visto che mette il cavalletto e si spegne la moto. a mettere la motocicletta a cavalletto, diceva Alberto Sordi. Alberto Sordi diceva Sì. mette la motocicletta a cavalletto. Lui vuole copiare Alberto Sordi agli anni 60 con la lambretta, mette il cavalletto e si c'è asciugato del
il motore. Sì, perché è tutta un- elettrica. È perché per fare in una- modo che non si parte con A me se cavalletto. Calamaro non ne capisce niente, non ne capisce niente. Ah, studia ti stai dicendo. Lascia stare, lascia stare. No, io voglio ritornare ai miei tempi, guarda, perché mi piace. Mi piace essere romantica, no che è tutto moderno, non capisci manco se Un mi casco mi mettere perché io, se mi fermano i carabinieri, io non voglio prendere la contravvenzione, io ora piglio sto casco, non ne si casco. Oh, che bello! Il casco rosso, questo è il casco rosso. Speriamo che io non casco, perché se casco, e casco pure io, che cosa facciamo? Ora mi metto sto casco perché me lo devo mettere, aspetta a me. Minchia, che mi trase? Mi trase o non mi trase? Minchia, ma che testa hai? niente, va, chiudilo, scusa mia e vedi se vedi il telo perché non è cosa tua. Ma perché offende sempre suo marito, signora? Non è possibile, signora. No, non posso fare. No. Ma sento che suona. Sì, il telefono. Ah, È scusa, suo, sì. è vero, scusa, io poi sogno tanti che ne tanto d'orecchie. Aspetta È un po' sorda, sì. Tanta si dice, tanta. Aspetta un minuto, pronto? Così. Ma chi? Ah, Nicolò, mica, quando potevo iniziare a telefonare mi sai. Ah, suo figlio. Sì, Omar, Nicolò ma dimmi una cosa. Ma, scusa, Omar. ma è partito? È già... Dov'è? Sull'aereo. Sull'aereo? Sì, E parla al telefono sull'aereo? Sopra le nuvole. Come lui è sempre sopra le nuvole. Sempre sopra le nuvole. Sì, Ma non può telefonare sull'aereo, dica cioè- che spenga il telefonino. Guarda, io c'ho un figlio sopra le nuvole. Sì, ma è 3 metri sopra il cielo. Sì, sta volando. Sta Vola volando. sopra le nuvole. Deve dire Come sono immediatamente le di nuvole? spegnere, Bianche, signora. grigie, scure, chiare, rosse, come Signora, mi ascolti, deve dirle di spegnere il telefonino che è pericoloso sull'aereo. ma prima sta parlando con me quando No, può fare interferenza con l'aereo. Ascolta, Calgerino, che dici che è pericoloso. Che rompo! Con chi? Con un ragazzo. Il ragazzo? È il ragazzo della Bio Gluck. Chi è? Sì, lui ci piace sempre. Ci piace questa canzone. Il ragazzo della Bio, tanto che se ne fece uno ragazzo. Ah, è con un ragazzo. Come si chiama? Alberto? Lo senti? Non sentire niente, tu per l'orecchio. Vabbè. Sì, a tu per l'orecchio. Saluti. Ciao, ci sentiamo a presto. Poi telefono quando arriva in stazione. All'aeroporto. Io non voglio essere antico, io voglio essere moderno, un bel motore che mi fa risuscitare e mi ripiglio tutte pure a serate. Che cosa c'è? Non lo so. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Vabbè, ciao. la saluto anch'io a questo punto, signora. Ciao Omar, ciao. Arrivederci, stia bene, mi raccomando. La cammina, non cammina. Va bene. Vieni a benzina, non lo fai sfruttare, mi dice cavalletto.